Questa sera è stata l'occasione anche per parlare dell'importanza e del valore del vostro ufficio agricoltura. Un ufficio agricoltura che parla con chi è chiaramente impegnato nel mondo dell'agricoltura, in questo caso, come in questa manifestazione, nel mondo dell'allevamento e nel mondo dell'alpeggio. Abbiamo quindi la necessità di dare un sostegno importante a questi allevatori che si trovano a lavorare in un ambiente veramente difficile, ma grazie a loro questo ambiente risulta ancora un ambiente sano, un ambiente che può essere vissuto anche da tutta la popolazione. In questo senso quindi noi abbiamo anche un senso di gratitudine nei loro confronti e facciamo di tutto proprio per dare loro una mano nel risolvere anche quelle problematiche economiche che chiaramente in Altura sono ovviamente amplificate. E avete ricordato anche un importante anniversario per la vostra banca di credito cooperativo. Certo, noi quest'anno abbiamo festeggiato i 130 anni di fondazione e credo che siano 130 anni che hanno dimostrato come una regione come la nostra, che nel 1894 si trovava in una situazione veramente disastrosa con diciamo così, una emigrazione verso altri continenti in maniera anche molto importante, oggi sia in realtà una locomotiva per l'Europa, sia diventata anche proprio un elemento di virtuosità, ma io credo che la cosa più importante sia la quantità di prodotti tipici locali che il Veneto è riuscito a mantenere, e questo è testimonianza di un grande valore che noi diamo al nostro territorio. Questo territorio esprime grande biodiversità e noi vogliamo chiaramente con questo sostegno poter far sì che questa possa essere goduta anche dalle generazioni future.